per quanto riguarda il volume che presentiamo questa sera, come alcuni di voi già sanno, il volume presenta poesie affiancate da miei disegni. La mia ultima produzione è costituita principalmente da ritratti di personaggi della cultura e dell'arte. Quello che tento di fare è creare un'immagine che possa permettere nuove interpretazioni del personaggio che ritraggo. Come ho scritto in una nota in questo volume, credo che ogni ritratto può considerarsi anche un autoritratto, nel senso che ogni volta che mi trovo a fronteggiare, a dover eseguire il ritratto di uno di questi personaggi, ogni volta che mi avvicino alla sua poetica, alla sua personalità, alla sua storia, finisco per scoprire qualcosa di nuovo su me stesso. Buonasera a tutti e innanzitutto grazie a lei, dottore Albetto, perché ha scelto questa nostra città e questa sala per fare la presentazione di questa antologia che ritengo molto interessante. E d'altra parte credo che questo sia il luogo proprio principale e sicuramente deputato proprio per fare arte, e come dice lei giustamente si ritrova nei ritratti che ha fatto quasi fondendosi con loro. Bene, noi questa sera ci fondiamo con questo bellissimo panorama che abbiamo dinanzi ai nostri occhi, perché l'arte appunto è il modo per guardarci dentro, e oltre lo specchio, perché ci rappresenta non solo noi stessi ma quello che noi potremmo in effetti essere. Ecco perché allora, se aspiriamo tutti al dialogo profondo, alle relazioni profonde, poi restiamo delusi e disillusi e soli, perché in realtà è rarissimo che ci sia un vero dialogo. Perché? E questo testo, mi pare che Luci proprio nella postfazione ne parli, spesso è maschera di fronte a maschera. Ecco che allora Olivier Clément ci invita a strappare le pelli morte, a strappare le maschere, ed ecco il volto, ed ecco il tema del volto, l'importanza, perché apparentemente il volto è la prima cosa che vedi, ma il vero volto richiede uno scavo, richiede un approfondimento, richiede uno scendere giù nella interiorità profonda nel caso del libro che stiamo qui presentando, dell'opera di Giuseppe Albetto, degli scrittori, dei pensatori di cui lui ha tratteggiato, dipinto, offerto, letto, interpretato il volto. E io sono rimasto, devo dire, impressionato che un giovane come lui, 24enne appena, già comunque con una sua profondità culturale, riesce ancora oggi da autodidatta in qualche modo a ispirarsi al linguaggio del disegno usando soltanto una matita e facendo diventare nella carta questa matita come una grande tavolozza, perché io potrei dire i colori del nero in questa cosa qui, perché le sfumature sono tante e tali per cui viene fuori qualche cosa di stimolante. E lo stimolo qual è poi? Non si tratta di ritratti qualunque, si tratta di grandi personaggi della cultura del Novecento. Vogliamo parlare del bianco e nero che diventa colore in questo momento, che diventa ritratto. E lui, ecco, ha detto una cosa secondo me strabiliante. Lui ha detto: io ogni volta che faccio un ritratto in realtà è un autoritratto, perché guardando Pirandello, io ho scritto la poesia per lui, riferendomi all'immagine di Pirandello, proprio perché mi inquietava questa cosa della forma, questa fuga delle cose che però poi sono e uno le insegue. Ma lui ha detto: ogni volta io guardo me stesso e mi riconosco meglio. Che cosa ho pensato subito io in questo momento, qui adesso, e quindi ho distrutto tutto quello che avevo da dirvi e lo ricostruisco su questa sua parola. Narciso. Ogni generazione guarda da una posizione diversa tutto ciò.
e ognuno pensa che il proprio punto di vista sia il più appropriato poi. Giuseppe tutto ciò lo ha scoperto da molto giovane, e i suoi disegni, fatti con grande perizia, subiscono per la tecnica preziosa e difficile. La loro lettura è doppia, una parte di disegno, una parte di scienza, cioè oggetto materiale. C'è sempre la presenza della scienza, la macchina fotografica, l'obiettivo, l'occhio bionico. E quindi in parte scienza, cioè oggetto materiale. E queste due cose sono sostenute dalla polivalenza dell'autore e da un talento innato che gli permette grandi virtuosismi. Questo non bisogna sottacere. No, niente, perché lui non ha fatto studi artistici, non ha fatto né il liceo artistico neanche l'istituto d'arte. Quindi lui lavora per sue doti innate, lui è riuscito e si ritrova a maneggiare matite, colori, tempere, eccetera, soltanto per sua grande passione. Questo bisogna dargliene atto. Ecco, il disegno che più mi è piaciuto, l'opera che più mi è piaciuta è quella di Pirandello, perché lì c'è questo vortice che è la vita che ci rapina e che fa, come dire, sveglia la nostra coscienza. Ora, già avere fatto questo, come vogliamo chiamarlo, quadro, quest'opera, avere fatto quest'opera significa che il nostro Giuseppe, il nostro giovane Giuseppe ha delle qualità e che ha capito una cosa che voi avete sfiorato ma che non avete detto, che l'arte è conoscenza. Se non fosse conoscenza non sarebbe niente. Buonasera a tutti e grazie per questa partecipazione copiosa ad un'iniziativa che effettivamente va ad insignire il buon nome di Begheria, come il professore Tedesco insomma, ha appena enunciato. Giuseppe lo merita, io ho avuto modo di seguirlo per altre vie e quindi ho potuto cogliere questo aspetto conoscitivo, anche di struttura e di ricerca che al suo formamento si ha come approccio reale, e questo è un aspetto che bisogna cogliere e che si nota soprattutto da queste opere. Io quando ho cominciato a guardare i suoi primi schizzi ho stato molto meravigliato di questa forza intensa e quasi sconosciuta per certi versi di questo ragazzo che appena diciottenne dava nelle sue opere, si notava un forte colore, una forte dimensione, un'interiorità quasi impressionante per certi versi. Io vorrei fare tanti auguri a Giuseppe perché veramente credo che quelli che abbiamo visto con attenzione le sue creazioni siamo tutti convinti che è veramente un grande talento e dunque auguri di cuore per un successo enorme per te e per la tua città. Il talento non ha età.